che vola il bosco, cantiamo l'inno della vittoria. Volano, voliamo con te, ti amo perché sei la squadra migliore che c'è. Vola sempre più in alto, con coraggio noi lottiamo, miti avanti andiamo, volano valle per vincere. Nome dell'onore, della gloria e della sconfitta, il volano è il nostro amore, la nostra storia, la nostra vita. Siamo con te, volano, voliamo con te, ti amo perché sei la squadra migliore che c'è. Fim de semana, só um rolê bom. Ela chega e desencana com passo bem sou, passo bem sou, passo bem sou. Na festa do fim de semana. La Rotoblast dopo 2 giornate di campionato dove ha rimontato in 2 partite consecutive il Voleibol Piave e prima, e poi la Provo con 6 punti, e adesso la Rotoblast però si ritrova davanti a sé un avversario molto ostico, ovvero il Volksbank Vicenza Volley, che sta cercando di consolidare il suo 5° posto in classifica
a discapito delle altre squadre che la seguono a distanza abbastanza ravvicinata. La Rotoblast deve assolutamente cercare di portare a casa dei punti che in chiave salvezza possono essere fondamentali, visto che dal penultimo posto fino al settimo sono tutte racchiuse in un fazzoletto in meno di 5 punti. Amiche ed amici sportivi, buonasera da Lorenzo Minacapelli per la 20ª giornata del campionato di Serie B1 Girone C, che vede a confronto la Rotoblast Volano Volley e il Volvat Vicenza Volley. Allora, come ho detto, la Rotoblast ci arriva con 2 vittorie consecutive, battendo l'Imoco Volley e il Promoball, però adesso ovviamente l'avversario davanti è più ostico del solito, perché ovviamente è una squadra che a inizio stagione ha qualcosa di meglio di un quinto posto, almeno essere abbastanza vicini di questo campionato, ovvero l'Asimut Giorgione che comanda la classifica, Bancagna Laduna Padova che è l'unica imbattuta ancora del nostro girone ma che segue a un punto dietro, e ovviamente l'Arena Volley Team Verona. Ovviamente la formazione di Luca Parlatini, nonostante le 2 vittorie di fila, dovrà affrontare un po' di difficoltà su questo cammino, perché adesso ovviamente c'è un avversario ostico e, se ho capito bene, le ragazze devono essere anche molto pronte a livello fisico e mentale. Allora, alla parte tecnica, insieme a tutta l'attrezzatura di Alan Berloffa, che come sempre ci ha fornito tutto quello che potete vedere a schermo, e ovviamente il nostro mago delle statistiche Andrea Zeni, il nostro scoutman, che torna operativo almeno per questa partita in casa. Allora, mancano poco meno di 3 minuti al fischio di allontanamento delle squadre. Un attimo per fare la solito start in sigla, quindi ci ritroviamo per l'inizio della partita tra poco. Come sempre iniziamo con buon nato l'inno ufficiale di Volano Volley.
ogni giorno dell'anno e non solo nella data specifica. Il nostro motto è schiacciamo la violenza. E benvenuti all'Arena Biancorossa, da sempre la casa del Volley. Settima giornata del girone di ritorno del campionato nazionale Serie B1 Girone C. L'incontro di tra la Rotobras Volley e la Volkswagen di Centa Volley. Arbitro dell'incontro. Primo arbitro signor Riccardo Pagliari Treviso. Secondo arbitro il signor Alessandro Piscaro di Treviso. Provoco lo Stati Player. Tutto questo nel prodotto della Svolanone 2025-2026. Auguri, Svolanone! Ma problemi tecnici l'altro speaker, ecco qua. Allora, il primo punto di Tonello, attacco tentato da Ghetti, attacca Petruzziello, sfiorato il tetto Natascia Spinello, ma giocabile per Volvak per poco perché concede una free ball che Akbortabi non riesce a buttare perché il pallone è out. Uno pari. E giocate.
servizio per Wolfsburg Vicenza c'è Stanziana Johanna Motrok, spero di averlo pronunciato bene. Servizio battuto verso Ferrari, la portata durata ma ancora giocabile. Bacchin attacca Ferrari, palla e 2-1 il punteggio, quindi Vicenza porta in vantaggio. Ancora Motrok per la formazione di Mariella Cavalla. Intanto i prossimi appuntamenti delle nostre ragazze, la prossima giornata sarà contro la squadra imbattuta di questo girone temporaneamente, quindi la Banca Agnaduna. Dovremo giocare domenica 29 marzo alle ore 18. Non ci sarà il commento, vi avviso, perché no, tempi personali, quindi non sarò. Mentre la prossima in casa sarà sabato 12 aprile, vado errato, e andremo a giocare contro Peschiera alle ore 20:30 qui all'Arena Bianconera. Sveva Tonello 3-1, 4-1, scusate. Ancora Motrok al servizio, sempre 4-1 adesso per Vicenza. Battuto, c'è Ferrari, Pinarello al Petruzziello, Petruzziello 4-1. Volano 5-1 al punteggio a favore di Vicenza dopo il primo punto subito con l'attacco di Ferrari, mentre un break di 5-0 al momento permette alla squadra di Cavallaro di essere in netto vantaggio in questo primo set. Ora Motrok, servizio battuto, salto punto per Vicenza, che partita a 1000. Out di Motrok che chiude il break. Siamo 2-6 adesso. Servizio Camilla Ferrari. Sette-2. Pegoraro al servizio, tutto su Piero Bon, Pinarello attacca Bacchin, e terzo punto per la rotola di Luca Parlatini. Tentativo di Marchi Lega, scusate, 8-3, money out. Martina Ghezzi al servizio, battuto su Bacchin, attacca Ferrari, cambio di Ferrari, 4-8. Carlotta Petruzziello al servizio,
questa zona Tonello che viene murata ma giocabile ancora. Ancora Tonello attacca. Stavolta mani. Pinarello spiazza la difesa biancorossa. 9-4 punteggi. Firmato questo nono punto nel corso di questa prima frazione di tempo. Ancora Tonello al servizio. Pinarello è complicata. Allora ne resta da campo bianco-rossa. Frazione di quarto tocco che vale 10 punto. La formazione di Cavallaro. Battuto su Piero Bon. Bacchin salva Motroc e poi attacca, o almeno ci prova Bacchinenko per la difesa però di Piero Bon. Palla in campo. Quinto punto per la Rotoplas. Di 5-10 punteggio. Servizio. Spinello mettendo l'attacco a 15. Beatrice Bacchilega al servizio. Bacchilega battuto out il servizio di Bacchilega. Sesto punto per la Rotoplas. Formazione comunque di Vicenza mantiene sempre comunque un 5 punti di distacco. Al momento la Rotoplas non riesce a sottigliare. Morra riceve il punto. Prova. Servizio la capitana Spinello, Bacchin, Pinarello, Ferrari, 7 punto, 6 punti Rotoplas, 13 Vicenza. Il momento sta vincendo senza troppi affanni questa partita. Time out Luca, sponsor. Nuovo in diretta dall'Arena Biancorossa di Bolano, 3-17 il punteggio a favore di Vicenza nel corso di questo primo set. Al servizio Natascia Spinello, la capitana rossonera di Vicenza, che serve in questo momento su Ferrari. Pinarello alza zona Ferrari, difeso Tonello. Attacca Motroc, ripeto Anna Bacchin, Pinarello, ancora Ferrari attacca, stavolta passa l'attacco. Milla Ferrari, 7-13 punteggio. Dite Pinarello. Qui servizio a Morra. Fatta l'attacco, no, è giocabile! Il salvataggio della Rotoplas. Sembrava cosa fatta, però adesso mettiamo l'impegno. Martina Chetti all'attacco, 14-17. Inizio di Motroc su Piero Bon, Pinarello. Ferrari e Carli, scusate.
8-14, punto della Carli, la nostra capitana. Ribattuto su Motroc. Attacca Ghezzi, Pinarello a salvare, Piero Bonna al centro, Ferrari in free ball, riceve Pegoraro. Ghezzi attacca. Ciao 8. Allora, al servizio Martina Pegoraro, centrale giovanissima, 2008. Marello, Martini, Pallonetto, Spinello, una mano. Ferrari, Carli attacca. Viene Murata, mamma mia, salvataggio di Pessa a Vicenza. Macchi Lega sfrutta. Mamma mia ragazzi. C'è un cambio per la Rotoblast, esce Emanuela Portabile, entra Chiara Giacomelli. Ancora Pegoraro al servizio. Out di Pegoraro. Siamo 9-16 adesso. Chiara Giacomelli al servizio. Battuto il servizio su Tonello. Spinello attacca Ghetti. Tocca puro. Del 17-9 Martina Ghetti che va al servizio adesso. Martina 9 Bacchina riceve il servizio. Pegoraro, Trussiello attacca ma c'è Spinello in agguato. Prova Tonello, Muratta. 10-17. Carli, Spinello, Motroc in free ball, Petruziello, Anna Bacchini con mani out. 11-17. Time out Natascia e Mariella Cavallaro, sponsor. Di nuovo in diretta dall'Arena Biancorosa di Volano. 11-17 per la formazione. C'è ancora il primo set. Ancora Petruziello il servizio. Ha ricevuto Motroc, Spinello. Pallonetto tentato. Ancora Tonello. Petruziello sta a difendere. Il centro Ferrari. A difendo Ghezzi. Prova Pinarello subito dall'altra parte. Out. Ci ha provato Spinello. Ci ha provato Spinello a metterla nell'angolino, ma ha aperto troppo l'angolo. Petruziello al servizio, Patumorra.
Provato Pinarello. Non ce l'aveva Petrucchiello. Servito Sveva Tonello. Di Robon in Anna Vacchin 13 a 18. Anna Vacchin servizio. Battuto su Morra. Pinello. 19 a 13. Risi sul 19 a 13 a favore di Vicenza. Ferrari riceve il servizio. Pinarello prova Ferrari, è difeso però Motroc, scusate. Ci prova Ferrari. A pallonetto. Subito Tomassetti. Anche qua Piera. Ferrari. Ferrari. 14 a 19. Tomassetti. Elisa Moncada a Trentino Rosa. Mettiamo di là. 20 a 14. La capitana autrice poco fa del punto al servizio. Battuto. Attacca Ferrari. Olmino ci prova, però c'è Tonello sulla traiettoria. Motroc. Troppo difficile provare ad attaccare. Occasione per Ghedi. Oh mamma mia, Petrucchiello. Cosa ha salvato? Morra ancora per Ghezzi. Era Giacomelli, che muro. Stavo giusto per dire col cannone che spara Ghezzi, ho detto chissà cosa succederà. Andava out. Raro. Out. 16 a 20. Matilde Pinarello. 16 a 20. Petrucchiello dall'altra, salvato Petrucchiello, ancora giocabile Ghezzi, mani out. Vendono a 16. Andiana Motroc al servizio per Vicenza. Piero Bondi. Lari attacca, ma c'è Motroc proprio sulla traiettoria dell'attacco. Occasione ancora per palla out. 17 a 21. Ghezzi poco out. È
scusate, sto parlando perché mi sono tirato. Data 21. Ferrari. Spinello. Bonello ha difeso Piero Bon. Ferrari attacca, ma c'è Spinello, la capitana, a difendere. Morra in pallone. Anna Bacchin. Time out. Sì, sponsor. Dall'Arena Bianco, Rosa di Volano. Siamo 21-18 a favore del Volkswagen Bank. Licenza volley nel corso di questo primo set. Tutti i time out usati. Bonello attacca, non ce la fa. 18-22. Era Bauce per Martina Pegoraro, passato credo nelle file del Bolzano. Valeria Bauce al servizio, se non erro. Servizio in rete di Bauce. 19-22. Rientra allora Pegoraro per Bauce. Bonello. Arriva Ferrari. 19-23. Martina Grills al servizio. La cova di Bacchin vincente. Out. Set point. La capacchina pallonetto, ma giocabile. Ancora per la Rotoblas. Doveva allungare però. Sfruttiamo. Salva Piero Bon. Bacchin. Anna Bacchin. Era comunque l'invasione. Quindi il punto sarebbe arrivato in entrambi i casi. 21-24. Set a favore di Vicenza. Pausa sponsor e torniamo per l'inizio del secondo set.
Nuovamente Spinello al servizio. Nuovo in diretta, scusate. Non stavo commentando il primo set, ma avevo un attimo preso quei social. Di nuovo in diretta, arena bianco-rossa all'arena bianco-rossa. Primo punto firmato da Vicenza che conduce il secondo set. Secondo è out, quindi uno pari. Riepilogo i punti di squadra velocemente. Siamo un punto Giacomelli, 6 Bacchin, 3 Petrucciello, 4 Camilla Ferrari, 14 punti di squadra e 7 su errori di Vicenza. Spinello, Murata. Pecoraro, tentativo di Tonello di Fedora Ferrari. Bacchin, 3-1. I punti di squadra di Vicenza sono 2 Motor, 3 Bacchinega, 6 Ghetti, 2 Spinello, 1 Pecoraro, 5 Tonello, 19 punti di squadra. Come ha sfiorato il tetto questa palla. Bacchin! Anna Bacchin, 4-1. Servizio di Ferrari. Out. Secondo punto quindi per Vicenza con la servizio out di Ferrari. Martina Pegoraro al servizio per Vicenza. Non ho capito cosa è successo, che c'era Luca e stava discutendo col secondo arbitro, che tra l'altro non vi ho detto chi sono. Primo arbitro signor Riccardo Callegari della sezione di Treviso, assistito dal signor Alessandro Biscaro, sempre della sezione di Treviso. Petruzzello, Riccardo Ghezzi. Bacchin, 4-3. Martina Pegoraro al servizio. Servizio di Pegoraro su Bacchin. Ruzziello. Carlotta, la capitana. Chiara Giacomelli al servizio. Chiara Giacomelli, sesto punto, scusate. Ghetti, quasi Murata. Vai a attacco. Aspetta 3. Sponsor.
Nuovo in diretta dall'Arena Biancorossa di Volano, 7-3 il punteggio a favore della Rotoblat nel corso di questo secondo set. Dare la linea e hit! 8-3, Chiara Giacomelli. Si chiude qui la serie positiva di pallone vincente di Tonello. Chiara Giacomelli. Che posso dire? Visto che Chiara ovviamente non sta giocando tanto, mi sta nel corso della stagione un po' Caterina Miori nella stagione 22-23, quando entrava lei per il servizio ha sempre avuto battuta. 5-8, ovviamente Vicenza non abbassa la guardia. Martina Ghendi al servizio, out Martina Ghendi, 9-5 il punteggio. Su Motro, Tonello Muro non andava out, però giocabile. Ancora Tonello, tanto Vicente. 9-6. Controtempo. Ancora Tonello, Murata, Spinello, Motro. Time out Luca Sponsor. Nuovo in diretta dall'Arena Biancorossa di Volano, 9-7 a favore della Rotoblat nel corso della seconda frazione. Bacchin, Pinarelli. 9-7. Spinello, Bacchinega, salvato Pinarello, Raccaterrario, ma lui non ci prova. Fatto l'attacco di Bacchinega. Servizio Bacchilega, autrice poco fa del punto. Battuto il servizio su Piero Bocca. Rimurata da Pecoraro. Va sotto Vicenza, non usa tempo. Ancora Bacchilega al servizio. Nel cambio esce Camilla Ferrari per Monica Costalunga. La nostra Monica rientra in cambio.
Monica ci prova. Bacchi Lega. Robon ha ricevuto difficoltà, però la ricezione Monica può attaccare come avrebbe voluto. Allora Ghesi ci prova, però viene murata, ancora giocabile, ci prova Motroc. Robon sulla traiettoria. Monica ci prova. Pinarello. Una zona dove non ci sono maglie, mannaggia la miseria. Pegoraro. Un vantaggio bruciato l'intero vantaggio e adesso Vicenza ti porta avanti. Time out Luca, sponsor. Di nuovo in diretta dall'Arena Bianco-Rosso di Volano, punteggio adesso di 11-10 a favore di Vicenza. Ancora di Bacchi Lega su Bacchin. Pinarello. Monica porta lunga, ci prova, ma c'è Tonello sulla traiettoria. Altro pallone di Pinarello, Bacchi. Ghezzi, mamma mia, ancora una Ghezzi. Allora, cambio di palleggio adesso. Devo dare un'ulteriore spinta. Pinarello per Zara. Zara per Pinarello, scusate. La porta di Pinarello, cambio della regia biancorossa. Bacchi Lega salva, però c'è un'altra occasione. Thomas Etig, difesa però Tonello. Motroc. Thomas Etig. Diana Thomas Etig. 13-11, uno vincente per la Rotomi. Murata. Zara. Costa lunga. Thomas Etig. Guarda, Chiara Giacomelli. Io ho fatto così. Ancora Thomas Etig. Io quasi un ace. Ghezzi. Giacomelli. Zara. Mamma mia, Morran. Ancora per il rotto della cuffia l'hanno salvata. Zara. Mamma mia, quante ne stanno. Niente proprio. Chiara. Ancora salvataggio.
Oh mamma mia. Unica gesto di Steve. Per il non toccamuro. Zara. Unica. Oh la Unica una volta lunga. 13-14. Tonello. Niente. C'è il muro pronto, Ghesi fa quello che vuole. 15-13. Zara. Da lunga. Fatto l'attacco di Costa Luca. Allora rientra Camilla Ferrari proprio per proprio il cambio non ha dato i ovviamente Luca molte volte i cambi li pensa anche proprio per chiamare a sé la giocatrice cambiata per dargli le indicazioni solo durante il tempo. Luciello prova l'attacco ma c'è Motroc a difendere. Tonello ci prova. Zara. Ferrari. Niente da fare Ghezzi. Ferrari non può attaccare da qua. No! Robon. Difeso da Spinello l'attacco. Morra. Ghezzi. Piero Bon, Zara. Troppo complicato per Ferrari questo attacco per il ball concessa. Però Vicenza non sfrutta. Mamma mia che palla è! Spinello. Fortuna c'è Ferrari che mura. C'è 17 muro di Camilla Ferrari. Il cambio è che esce Zara proprio per Pinarello. Camilla Ferrari al servizio. Ghezzi. Durata Ghezzi però giocabile. Ancora Ghezzi ad attaccare. Pinarello. Tocco che allora 18-14. Machin. Adesso però scende la strada spianata verso anche per questo secondo. Caro battuto sul Pinarello. Capita Carlo. 15-19.
Machin. Zona Petruzziello. Mani out di Petruzziello. 15 a 20. Di Petruzziello. Bacchilega. Tanto strano ha fatto Bacchilega. Murata Bacchin proprio da Bacchilega. 1-16. Tonelli, scusate. Attacca Petruzziello. Bacchilega. Narello. Al centro. Si prova Ferrari. Murata che però chiedevano un quarto tocco quelli di Volano, ma non di questo avviso il primo arbitro che secondo lui ha toccato. Tonello, out. 16 17 a 21, scusate. Anna Bacchi. Prova Ferrari, ma niente da fare. Ghesi attacca, passa, invasione. (24) 24 non... Ah, ecco. 24 a 17. Poi ti fatto vedere come 25. Vabbè. Vabbè che potrebbe cambiare poco, perché potrebbe arrivare l'Ace. Quasi arriva, infatti. Piero Bon prova l'attacco. Giusto per provarci. Murata da Tomasetti. Vabbè, 18 a 24 comunque. A tutti, 18 a 25. Secondo set. Pausa e torniamo per l'inizio del terzo.
Siamo in diretta dall'arena biancorosa di Polano. 1-0 per il Vicenza che ha vinto il primo set 21-25 e poco fa il secondo per 18-25. I punti di squadra: 5 Giacomelli, 8 Bacchin, 1 Costalunga, 6 Petruzziello, 5 Ferrari, 3 a Thomas Eldige. Squadra 11 errori di Vicenza. Quelli di Vicenza sono 4 Motroc, 5 Bacchi Lega, 9 Ghezzi, 2 Spinello, 4 Pegoraro e 10 Tonello. 34 punti di squadra e 16 su errore della Rotoblast. Inizio del terzo set. Bacchina attacca, ma viene murata, ancora giocabile per la Rotoblast però. Ci prova Carlotta, ma c'è proprio Spinello a difendere. Vicenza come il conto 7. Ancora Spinello, una volta Bacchin riceve, Carli murata, Bacchin ci prova, difesa da Spinello. Motroc fa l'attacco ma c'è la difesa di Ferrari. Bacchi aiutato anche dal nastro. Primo punto per la Rotoblast che si porta sull'1-2. Carlotta Petruzziello, Tomaselli murata al centro Ferrari, Spinello, Pegoraro, Riboldi Ghezzi, Petruzziello ancora, Bacchin, Anna Bacchin, 3 pari, no, 2 pari che una volta impazzisce. Su Morra, prova a passare l'attacco, prova con Bacchin, ancora Tonello, va Tonello, 4-3. Pegoraro al servizio, al servizio di Pegoraro, attacca Petruzziello, difeso da Spinello.
Perché 6-3. Va a dire, effettivamente, vuole attacca come vuole. Time out sponsor. In diretta dall'Arena Bianco-Rosso di Bolano, siamo 6-3 a favore di Vicenza nel corso di questo terzo set, che è già decisivo per Vicenza, per mettere in cascina il quinto posto, la Rotoblas, per tentare di riaprire la partita, perché è una situazione abbastanza delicata anche in chiave classifica, perché come detto a inizio diretta, tra la settima e la penultima c'è stanno tutte chiuse in un fazzoletto, credo 6 punti. Pecoraro al servizio in questo momento su Bacchino. Fatto l'attacco, sì, ma non la difesa. 4-3, 4-7 scusa. Dormire di più ragazzi. 7-4. Però giocabile per Vicenza. Tonello che deve correre, troppo difficile pure Vicenza. Anche dei tifosi che sono venuti da Vicenza. Va Tonello. 8-5. Ma viene di al solito. Durata, Pizziello, Pinarello. Difeso Tonello questa volta, Macchilega. Del Morra qua. Tonello! C'è il money out vincente. 9-5. Quarto tocco 6-9. Spinello, Tonello, pallone. 16 punteggio. Tonello.
servizio dall'arena bianco-rossa di Bolano. 16 punteggio a favore di Vicenza, che ha la strada spianata verso la vittoria arrivati a questo punto. Tutto su Ferrari, Capelli. Esattamente dentro. Inizio di Tonello, Ciello, Modroc, stata di 13-6, pronto a entrare Akbortabi. prende posto di Chiara. Ultimo tentativo, ci abbiamo provato per un 7,5, quasi 2 7,5 con Chiara Giacomelli, non è bastato, quindi rientra Akbortabi. Gli ultimi tentativi per provare a raddrizzare una partita che al momento è impossibile raddrizzare, perché Vicenza dei punti a sfavore, sempre il pallino della situazione in pugno. Infatti dimostra di mandare sotto di 4 punti. No, sì, infatti ho detto che ha sempre avuto in mano il pallino del gioco. Biello ha dovuto concedere una free ball. Modroc, Ciello, poi Lega, 14-6, non più forti, ne va dato atto. Aveva Tonello al servizio. Di Tonello, Mackin, Portabi, Negra in mezzo al muro. Out però. Ok, 7-14. Un abbaio probabilmente. Tra le ex di turno abbiamo Asia Calza, una delle giocatrici che ha giocato nella stagione 22-23 quando abbiamo raggiunto i playoff. Di questa giornata. Quindi 17. Allora batte ancora Bacchilega, Piero Bonza, Pinarello, Akbortabi provato l'attacco, ma niente da fare. Pinarello, Ferrari, Camilla Ferrari, Camilla. Ok, Martina Ghezzi, non ho capito se ha preso una pallonata o se è scomportata di non essere riuscita a difendere. Comunque il vantaggio
quasi tetto. Ancora 7-8. Servito proprio di Spinelli. Che arriva Levit. 18-8, ormai Vicenza per dirlo così dal successo. Venuto in rete questa volta di Spinello. Bella anche portati. Servizio. Punto di Camilla per 10-19. Questo punto la Suolo Carlotta Petruzzello al servizio. al servizio. Out del servizio di allora entra Asia Calza per Beatrice Bacchilega. Di Pecoraro 21-10. Allora noi siamo quasi alla fine della partita, seguendo live streaming in particolare perché so che una mia grande fan mi segue sicuramente da Vicenza, Erika, mamma di Lidia Di Gonzelli, che sicuramente mi starà seguendo, quindi un saluto a Erika. Asia Calza, punto dell'ex 22-10. Allora 22-10, ancora Pecoraro al servizio. Un altro ace di Pecoraro. Mai Vicenza fa quello che vuole. Mai Vicenza. Allora attenzione, ancora Pecoraro al servizio sul 23-10. Battuto, questa volta si sveglia in rete. 11-23. Fine qua il break di Vicenza. Una Bacchina al servizio. Bacchina al servizio, battuto su Motroc. Pinello. Accanto a Massetti. Vedo Motroc. Ghetti. Punto di Ghetti, mamma mia. Allora c'è il match point per servizio di Ghezzi, battuto su Piero Bon, Bacchin.
Pronta a chiudere Vicenza con Tonello e chiude qui la partita. Senso unico questa partita 3-0 per Vicenza e MVP dell'incontro Natascia Spinello, la capitana. Allora chiudiamo qui la nostra diretta. Io ringrazio i tifosi di Volano, quelli di Vicenza che ci hanno seguito. La prossima giornata di Volano sarà Padova, il Palandino di Padova, la banca di mentre la prossima in casa sarà dopo il turno pasquale, quindi sabato 12 aprile alle ore, anzi sabato 11 aprile alle ore 20:30 all'Arena Biancorossa contro l'Oronticana Peschiera. Saluto Gabriani, Andrea Zeni e a tutti voi l'augurio di una serena notte.